e faccio parte sia dell'associazione Venetkens, sia dell'associazione Venetia Vitrix, sia della Proloco, quindi posso parlare a nome di tutte e tre le associazioni. Allora, brevemente, molto brevemente, vi riepilogo un po' più chiaramente cosa sono queste associazioni, cosa fanno. I Venetkens, come Venetkens ci occupiamo di didattica sui Veneti antichi e di archeologia sperimentale, volte alla ricostruzione di usi e costumi. Come Venetia Vitrix approfondiamo con ricerche e studi la ricostruzione di armamenti dell'esercito sempre dei Veneti antichi, nonché dei metodi di combattimento sia manipolare sia individuale. E come Proloco, per fortuna quello che fanno a Proloco è una cosa più normale, più chiara a tutti. Quindi noi di solito non compariamo in teatro. Noi facciamo una cosa che si chiama edutoring, è una parola ovviamente inglese, che significa insegnare divertendo. Però ci proviamo e cerchiamo di farlo al meglio. Noi è diverso tempo che portiamo in giro il santuario venetico, in giro per le piazze, però lo facciamo naturalmente in modo molto più didattico e molto meno teatrale. Il fatto che noi siamo qui è stato possibile grazie all'aiuto della nostra amica Marina Bedin, che ha saputo far risplendere la grazia delle nostre signori e inquadrarci noi maschiacci militarmente. Allora, chiaramente, brevemente, cosa si intendeva a quei tempi per santuario? Si definiva, così come oggi, un luogo di spiritualità e di culto, ma non solo. Sorgeva generalmente nei pressi delle fonti d'acqua e lì, fra l'altro, vi si insegnava la scrittura e la tessitura, e dove, così si è dedotto, venivano effettuati riti di passaggio e matrimoni, e dove venivano celebrate le festività. E ora, perché è a tessitura sul santuario? Se è difficile per noi moderni, noi gente moderna, comprendere e capire la spiritualità dei nostri nonni, dei nostri avi, dei nostri antichi, ma per farle capire brevemente passo l'importanza simbolica. Infatti, una delle divinità più importanti dei Veneti si chiamava Neizia e aveva diversi appellativi, uno dei quali era la tessitrice. Noi era una qualifica strana, anche altri popoli come il nostro che aveva divinità tessitrici, vi ricordo solo Eparche dei Romani e Moire dei Greci, tanto per parlare di culture che si avvicinano alla nostra, che tesseva la vita e il destino di uomini, e anche il simbolismo della figura di Penelope che, facendo e desfando a Tea, riuscì a prolungare il tempo, a ingannarlo finché si tornava Ulisse a Itaca. E la scrittura perché? Per quello che sapevo, per iscrizioni votive e quelle lapidarie, che sono le principali forme della memoria scritta di chi tempia. Ricordiamoci appunto chi repertisi in bronzo e in biera, purtroppo i scritti quotidiani, i libri e cronache, gli atti ufficiali e sicuramente anche gazzette sportive e i volantini pubblicitari, segate composti. E dopo ricordiamoci come ultima cosa che dai terre dei Veneti è il nostro alfabeto si emigrà in quelli dei Germani diventando le cosiddette rune. Boh, finalmente che finire di parlare se va a scominciare. Adesso vedrei rappresentare alcune attività del santuario svolte simbolicamente sotto sguardo benevolo della divinità col suo telaio.